Stati identificati i responsabili dei tuffi e degli altri oltraggi a Venezia negli ultimi giorni. Si tratta di 5 persone, 4 inglesi e un veneziano. 103 persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Chioggia avevano ottenuto il sussidio, ma non ne avevano diritto. In totale c'erano quasi 1 milione di euro da recuperare. Gli incidenti lungo la A4 sono in aumento, lo rivela Autovie Venete, che riscontra nella disattenzione degli automobilisti. La prima causa ha creato uno spot insieme a Confartigianato. Espulsioni da parte del prefetto contro il Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, i primi risultati su Via Piave. Con la messa crismale nella Basilica di San Marco, il patriarca ha iniziato le celebrazioni del Triduo Pascale. Al termine ha voluto fare un regalo ai sacerdoti presenti. Operata d'urgenza al femore a 103 anni nell'ospedale di San Donà di Piave, anziana torna a camminare dopo 4 giorni. Ascolti record ieri sera per il gruppo Media Nord-Est. Più di 200.000 telespettatori hanno seguito la sfida di Copa del Rey tra Real e Barcellona. Il classico è andato al Real, che vola in finale contro l'Osasuna. Finale il 6 di maggio, sempre sulle nostre reti. Ben ritrovati, buonasera. TG Venezia in diretta come sempre. Era il 24 marzo, il giorno dei tuffi, dell'oltraggio di questa squadra di giovani che praticava del parkour tra le calli veneziane. Bene, sono stati identificati gli autori, si tratta di 5 persone. Vediamo. Il comandante della polizia locale Agostini l'aveva detto: andremo a prenderli anche a Londra. E così metaforicamente è stato. I 5 responsabili dell'oltraggio a Venezia sono stati identificati, e questo anche grazie alla loro smania di mostrare al mondo le loro imprese, postandole sui social e provocando con arroganza il sindaco Brugnaro. Sono 4 inglesi e un veneziano, identificati attraverso indagini social, appunto, e in collaborazione con la polizia di frontiera. A loro carico una sanzione di 2.000 euro ciascuno, che gli verrà notificata se torneranno in città. I loro nomi, infatti, sono stati inseriti nel database del Ministero dell'Interno. Le accuse sono giochi pericolosi, intralcio all'attività pedonale, bagno in canale, arrampicata su edifici storici, imbrattamento con adesivi delle spallette dei ponti. È un collettivo inglese che si chiama FET e si definisce una squadra professionista di parkour. Tanto non tornerò più a Venezia, diceva questo ragazzo nel mezzo di un quarto d'ora di video che è un susseguirsi di acrobazie pericolosissime. Questo è poco, ma sicuro. Furbetti del reddito di cittadinanza ad operare la Guardia di Finanza di Chioggia. 103 furbetti scoperti avevano ottenuto il sussidio, ma non ne avevano diritto. Vediamo. C'è chi non ha segnalato che era un lavoratore dipendente e chi, dopo una vincita al gioco, non ha avvisato che il suo patrimonio era decisamente cambiato in meglio. Sono 103 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Chioggia al termine di un'indagine sul reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle hanno approfondito le posizioni di 3.000 cittadini di Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Cavarzere e Cona che ricevevano il reddito di cittadinanza, riscontrando numerose presunte violazioni anche grazie alla collaborazione nelle indagini dell'INPS. Complessivamente la somma che sarebbe stata ottenuta illecitamente è di 928.000 euro. In particolare 11 di loro non avrebbero comunicato all'INPS informazioni relative alla propria posizione lavorativa, dichiarando di non avere alcuna occupazione pur essendo titolari di partita IVA. Per altri 91 è stato rilevato che al momento della presentazione delle domande non avrebbero indicato la propria posizione di lavoratore dipendente in vari settori come la ristorazione, la cinematografia, il trasporto merci e il settore turistico, oppure di aver iniziato un lavoro dopo la presentazione delle domande. Tutti i 103 sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Venezia e i risultati delle indagini sono stati immediatamente comunicati all'INPS per l'attività di revoca del sussidio e di recupero del contributo concesso. Incidenti stradali, andiamo lungo la A4, sinistri che sono in aumento, lo rivela Autovie Venete, che riscontra nella disattenzione degli automobilisti la prima causa. Per questo insieme a Confartigianato è stato creato uno spot. Gli incidenti sono durante il periodo
pre-pandemia sono diminuiti, sono aumentati quelli mortali. Nel 2022 sono stati 14 gli incidenti mortali, 12 lungo l'autostrada A4, 8 in direzione Trieste, 4 verso Venezia, 1 in A23, 1 in A28. Crescono invece in maniera più sensibile gli incidenti con danni alle persone, 164, in aumento del 24,2% rispetto al 2021. I dati sono stati resi noti da Autovie Venete, che insieme a Confartigianato ha realizzato uno spot per la sicurezza stradale. La disattenzione al volante, dicono, è il primo killer. È fondamentale soprattutto in 3 ordini di direzione: l'uso del telefonino, che è drammaticamente pericoloso, la distanza di sicurezza, soprattutto quando ci sono dei rallentamenti, e la velocità. Sono 3 cause che determinano sinistri e rispetto ai quali solo la collaborazione dell'utente è decisiva. Quando ci hanno domandato di fare uno spot sulla sicurezza abbiamo detto subito di sì, perché credo che la sicurezza sia una cosa che non ha un nome, è una cosa per tutti quanti, e ha detto accettiamo e ci portiamo avanti paralleli, e magari parallelo può essere il lavoro per i prossimi anni anche su queste criticità che ci sono su questi lavori. Degli incidenti mortali avvenuti nel 2022 nessuno, emerge ancora dai dati, si è verificato all'interno del cantiere per la realizzazione della terza corsia, i cui lavori stanno procedendo. Siamo addirittura in anticipo sui tratti che sono stati consegnati negli ultimi anni, e siamo in anticipo anche sugli ultimi 24 chilometri che dovrebbero congiungere San Stino attraverso San Donà a Portogruaro. Per questi 24 chilometri la tempistica prevista contrattualmente era dal 2023 al 2026, con un anno di ritardo autorizzato per la vicenda Covid, quindi dal 2024 al 2027. In realtà non inizieremo affatto nel 2024 perché abbiamo già iniziato nel 2022 le opere. Maestre, via Piave le disposizioni del prefetto di Bari dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica pare abbiano già dato i primi effetti evidenti, li vediamo insieme. Dopodiché il rafforzamento dei controlli interforze disposto dal prefetto di Bari ha già portato all'arresto di uno straniero in via Piave a Mestre, gravato da un ordine di custodia in carcere per spaccio da parte dei carabinieri, mentre altri 4 sono stati accompagnati al CPR di Gradisca di Sonzo per il rimpatrio. La polizia ha ispezionato 70 auto e controllato 220 persone. 2 tunisini non in regola sono stati espulsi. Sequestrati 29 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina più 8 di eroina nascosti in una fioriera lungo la strada a Mestre. Denuncia a carico di ignoti. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Treviso si sono invece occupati degli accertamenti in alcuni locali, passando al setaccio 2 bar mestrini, poi multati per 3.000 euro. Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno invece fermato i tunisini irregolari per poi accompagnarli al centro per il rimpatrio. Paura a Santa Maria di Sala per l'incendio dei pannelli solari posizionati sul tetto in legno di un'abitazione. Siamo in via Prati, immediato l'intervento dei vigili del fuoco, sono riusciti a spegnere il rogo prima che si estendesse all'intero edificio. Le cause sono in corso di accertamento, sembra che le fiamme siano divampate in casa, in quel momento non c'era nessuno. In tempi di siccità anche i provvedimenti più semplici possono aiutare a risparmiare acqua e a mandare un segnale ai cittadini. Torniamo a Chioggia. Vuole dare l'esempio e da primo cittadino ogni azione che fa risparmiare anche un solo litro d'acqua diventa un esempio per tutti. Ne è convinto il sindaco di Chioggia, che ha firmato un'ordinanza forse più simbolica che concreta, ma che manda un messaggio chiaro ai concittadini: stop all'acqua che scorre nelle fontane cittadine, che rimarranno pulite ma vuote. Emergenza idrica c'è, è seria, il governatore Zaia ha fatto l'ordinanza e quindi, ripeto, ho deciso in maniera seria, anche responsabile, di spegnere tutte le fontane e tenerle comunque pulite in attesa di tempi migliori. Armelao vede questa decisione come un investimento. Le fontane sono un patrimonio delle città turistiche come Chioggia, un valore aggiunto e un elemento di arredo urbano, ma non sono necessarie, per questo resteranno vuote.
un litro di acqua risparmiato adesso è un litro di acqua che ci ritroveremo poi quest'estate. Quindi ho il dovere e il diritto di amministrare con responsabilità, con senso di responsabilità verso i cittadini residenti e verso anche i turisti che arriveranno nella nostra località balneare di Sottomarina, Isola Verde e ripeto a Chioggia. Quindi risparmiare acqua adesso vuol dire garantire un'estate tranquilla. In totale sono 3 le principali fontane di Chioggia e Sottomarina, cui se ne aggiungono altre più piccole. Abbiamo constatato la pulizia delle vasche in attesa della pioggia e di poterle riattivare al più presto. Messa crismale questa mattina nella Basilica di San Marco, presieduta dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia, con la presenza di tutto il presbiterio veneziano riunito attorno all'altare. Vediamo. Nel giorno di Giovedì Santo, messa crismale questa mattina in cattedrale, presieduta dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, che ha riunito tutto il presbiterio veneziano attorno all'altare della Basilica di San Marco. Durante la celebrazione il patriarca ha consacrato tra l'altro gli oli che serviranno per amministrare i sacramenti nelle varie parrocchie della diocesi. Al mattino del giovedì c'è la messa crismale in cui si fa una memoria particolare del Signore Gesù e della Chiesa con il sacerdozio di Cristo, che è quello battesimale e che è quello ministeriale ordinato. Ed è bello vedere i presbiteri, i diaconi, i ministri, i fedeli laici, i religiosi, tutti intorno all'altare. Abbiamo avuto anche la gioia di avere il gruppo, una rappresentanza del gruppo dei cresimandi, i ragazzi e le ragazze della nostra diocesi. Sono iniziate così le celebrazioni del Triduo Pasquale. La liturgia non è una costruzione umana, ma è attraverso dei segni che noi entriamo in contatto col mistero. Siamo nel cuore della Settimana Santa, siamo nei giorni più santi dell'anno che per la liturgia sono un unico giorno. Giovedì sera, venerdì, sabato, notte ed è la Pasqua. La Pasqua inizia il giovedì sera e noi siamo invitati come Chiesa a accompagnare il Signore per vivere in pienezza questo mistero. La liturgia deve tradursi poi nelle scelte della comunità cristiana, nelle nostre scelte individuali. A tutti i sacerdoti concelebranti, tra i quali anche l'abate emerito di Praia, Dom Norberto Villa, il patriarca Francesco ha voluto fare un bel dono. È l'ultimo libro che il Papa ha edito, diciamo così, Ti voglio felice, è un bel libro che abbiamo dato a tutti i preti, sperando che l'augurio e la lettura di questo libro contribuisca alla felicità pasquale, che è la grande gioia del cristiano, che la vita è più forte della morte. Ha vissuto e superato la Seconda Guerra Mondiale, ma la sua battaglia più grande l'ha vinta pochi giorni fa, all'età di 103 anni, quando dopo essere arrivata nell'ospedale di San Nonà di Piave con una frattura del femore è stata operata d'urgenza. Dopo 4 giorni si è addirittura rimessa in piedi e ha iniziato le terapie che la riporteranno a camminare. L'assistenza da parte del Servizio Sanitario Regionale, ha spiegato il DG dell'ULSS 4 Filippi, continuerà anche al domicilio dell'anziana grazie all'attivazione della centrale operativa territoriale della fisioterapia territoriale. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Lo sport con la Coppa del Re con oltre 200.000 telespettatori. TNE ieri sera è stata la televisione del Nord-Est più seguita. Vi facciamo vedere le immagini. Record di ascolti per il classico, il super derby spagnolo tra Barcellona e Real Madrid. Oltre 200.000 spettatori si sono sintonizzati su Telenord-Est, l'emittente più seguita nel Triveneto, nella serata di ieri per vedere in esclusiva, in chiaro, la semifinale della Coppa di Lega spagnola. Ecco il picco di ascolti con i dati certificati Auditel che mostra come siano stati più di 200.000 i telespettatori che hanno scelto l'emittente del gruppo Media Nord-Est per seguire in esclusiva, in chiaro, la sfida decisiva tra le due squadre ai vertici del calcio spagnolo e internazionale. Il Real, come una fenice, risorge in casa del Barcellona e con un secco 4-0 guadagna l'accesso alla finale di Coppa del Rey. Show di Benzema che vanifica il vantaggio dei Blaugrana nell'andata.
oltre 200.000 veneti hanno potuto assistere in esclusiva alle gesta degli uomini di Ancelotti, che ora sfideranno in finale l'Osasuna il prossimo 6 maggio, sempre in diretta, sempre su Telenord-Est. Questa era l'ultima notizia per noi, grazie per averci seguito. Dopo di noi TG Treviso, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Un sistema perturbato si avvicina all'Italia. Avvertiremo qualche effetto anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 7 aprile ci mostra un contesto alquanto nuvoloso. Al mattino significativi spazi di sereno, probabile qualche modesta precipitazione da metà giornata, più che altro sulle zone interne e montuose. Temperature un po' in aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime tra gli 11 e i 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo schiarite inizialmente, a seguire cielo da variabile a nuvoloso, con possibilità sulle Alpi di qualche debole pioggia a carattere locale. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo una nuvolosità irregolare più fitta al pomeriggio e soprattutto alla sera, quando non si escludono dei rovesci, anche in questo caso a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.